Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Care sorelle, cari fratelli, buona Pasqua. Oggi è il giorno in cui celebriamo la risurrezione del Signore. È motivo di grande gioia. Il Signore nella notte santa risorge dalla morte. La morte è sconfitta, non ha più potere e possiamo tutti noi nel risorto vivere una vita nuova. È questo che il Signore ci offre con la sua presenza in questo giorno santo. E allora, con questa gioia nel cuore, vogliamo proprio iniziare lasciando che il Signore apra i nostri cuori con la sua parola, ci doni il sostegno e la forza del suo corpo e del suo sangue. Signore, nostra pace, Kyrie eleison. Cristo, nostra Pasqua, Christe eleison. Signore, nostra vita, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo Figlio unigenito, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi, che celebriamo la risurrezione del Signore, di rinascere nella luce della vita, rinnovati dal tuo Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti, e ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A Lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci e esultiamo. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci e esultiamo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci e esultiamo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Ascoltiamo ora la sequenza pasquale. Alla vittima pasquale si innalzi oggi il sacrificio di lode. L'agnello ha redento il suo gregge, l'innocente ha riconciliato noi peccatori con il Padre. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto,
ma ora vivo trionfa. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto e vi precede in Galilea. Sì, ne siamo certi. Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Facciamo festa nel Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutte e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario, che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Care sorelle, cari fratelli, auguri di buona Pasqua. È bello potersi scambiare questo augurio, perché è sempre grande la gioia che la celebrazione di questa notte e di questo giorno accendono in noi. La luce di Cristo risorto che vediamo qui accesa questa notte pone fine alle tenebre e ogni anno dona a ciascuno di noi la grazia di una vita nuova. È proprio
questo è il messaggio dell'epistola, cioè una delle letture proclamate nella notte, che rivolge a noi. Come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. La risurrezione porta una novità radicale. Che cos'è questa novità? Cosa vuol dire una vita nuova? La novità certamente è la risurrezione, un evento mai visto, mai pensato, mai immaginabile. Proprio come impensabile era trovarsi quel sepolcro aperto. Ecco, proprio così. La risurrezione è un'apertura su qualcosa di diverso, su qualcosa mai sperimentato prima. Nuova è la vita che esplode da quel sepolcro e che quel masso non può contenere, spazzato via come un sassolino. Nuovo è il giorno in cui avviene la risurrezione. Esso è il primo giorno del sabato, ma diventa anche l'8° giorno. È un giorno storico, accaduto nel tempo, ma allo stesso tempo è un giorno non più solo di questa terra, è un giorno anche celeste, che apre all'eternità. Nuova è la dimensione in cui entriamo. La terra è definitivamente aperta al cielo. Il tempo è definitivamente aperto all'eternità. Questa è la novità che apre a noi la risurrezione, una vita nuova. Siamo chiamati ad essere donne e uomini nuovi, donne e uomini cittadini della terra come del cielo, che lasciano illuminare i primi passi da quella luce nuova che penetra attraverso quello squarcio del cielo, che lasciano illuminare i propri passi da quella luce nuova che penetra attraverso quello squarcio del cielo, aperto assieme al sepolcro in quel mattino glorioso. Abitare il mondo in modo nuovo, lasciando illuminare da quella luce nuova. Vivere questa nostra vita presente, aperti a una vita che va oltre il tempo. Abbandonare allora il nostro modo vecchio di vivere, quello che si ferma al sepolcro, che non riesce a vedere oltre la morte e che da essa si lascia schiacciare. Da quel mattino non possono più esistere i cristiani del sepolcro, delle bende, del sudario. No, Gesù ha vinto la morte, ci è passato attraverso e passando attraverso di essa ha aperto a noi una vita nuova, una vita presente e allo stesso tempo eterna. È risorto, dice l'angelo, non è più qui. Non è qui, ha lasciato il sepolcro, ha abbandonato le bende. Abbandoniamo anche noi tutto ciò che ci chiude nel sepolcro, che ci lega con le bende. Una vita che bada solo a se stessa, guidata da criteri solamente terrestri, da aspettative limitate, finite, di cui a volte ci riempiamo la vita. Segnata da compromessi mediocri, da prospettive a corto raggio, incapace di guardare oltre quei 2-3 metri attorno a me. È proprio una vita senza sguardo verso l'eternità che ci chiude, ci concentra, ci focalizza solo sulla vita in questo tempo, in questa terra. E in essa cerca sicurezze, cerca soluzioni, che non possono che essere provvisorie. E rimaniamo vincolati, bloccati dalla paura che qualcuno ci porti via quelle sicurezze
a cui siamo legati, chiudendoci piano piano nel nostro rifugio che rischia di diventare il nostro sepolcro. Non rimaniamo nel sepolcro, non teniamo le bende addosso, anche quelle che coprono le nostre ferite, i nostri lividi, le nostre infezioni, quelle su cui spesso ritorniamo per compiangerci o per farci compiangere. Mettiamole alla luce di Gesù, il risorto, alla luce dei suoi segni, delle sue ferite, ed anche i nostri segni presenti sul nostro corpo, come per i suoi, e grazie ad essi potranno diventare segni di speranza per altri fratelli, segni di vita nuova. La nostra vita è stata aperta, liberata. Sì, ora è possibile essere veramente liberi se accogliamo in noi il risorto. Anche nelle difficoltà, anche chiusi in casa a causa della pandemia, è possibile essere liberi, slegati, avere un cuore che spera, che nella propria vita vede anche l'orizzonte, oltre l'orizzonte di questa vita. Da quel benedetto e rivoluzionario mattino del primo giorno dopo il sabato, il sepolcro è diventato solo un luogo di passaggio. Ogni sepolcro, ogni tomba è solo una tappa che ci porta alla vita per sempre. Da quel mattino la vita non teme più sconfitta. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dice San Paolo in maniera quasi sarcastica. Anzi, di più, da quel mattino di risurrezione, proprio quella morte, nostra nemica, diventa sorella. Sorella nostra, morte corporale, la chiama San Francesco. Non ci fa più paura. È una sorella che ci accompagna a entrare nella vita che non ha fine. Cari sorelle, cari fratelli, l'augurio di buona Pasqua che rivolgo a tutti voi è l'augurio di una vita nuova, una vita di donne e uomini nuovi, capaci di vivere il presente aperti all'eternità, di abitare la terra aperti al cielo, vivere in questo tempo con la consapevolezza che Gesù è vivo e ci precede in ogni angolo del mondo e nell'eternità. Insieme rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, ingenito Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i santi. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per le nostre salvezze, discesi dal cielo, e per operare lo Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria,
e si è fatto uomo, morire e sepolto, il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà per giudicare i vivi e i morti. E procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre si è rivelato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, cattolica e apostolica, professo il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo. Amen. Fratelli e sorelle, Gesù risorto, vincitore della morte, è il Salvatore dell'umanità. Con gioia e riconoscenza, in questo giorno santissimo, eleviamo la nostra preghiera al Padre. Padre della vita, ascoltaci. Padre della vita, ascoltaci. Per la Chiesa, perché abbia sempre più viva coscienza di essere la comunità pasquale generata dal Cristo umiliato sulla croce e glorificato nella risurrezione. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per l'umanità intera, perché nel mondo risuoni il gioioso annuncio che Cristo risorto è la sorgente della pace, che riconcilia l'uomo con Dio, l'uomo con se stesso, l'uomo con i fratelli. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per i malati nel corpo e nello spirito, perché la fede nel Signore crocifisso e risorto li sostenga nella prova e nel dolore e dia forza alla carità di chi si prende cura di loro. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per la nostra comunità, perché l'Eucaristia che celebriamo alimenti in noi la gioia di camminare insieme verso l'incontro con il Cristo risorto nella Pasqua eterna. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Accogli, Padre Onnipotente, la preghiera che ti rivolgiamo in questo giorno di letizia e di grazia. Fa che, morti alle tenebre del peccato, viviamo sempre nella luce del Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Pregate, sorelle e fratelli, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Esultanti per la gioia pasquale, ti offriamo, Signore, questo sacrificio, nel quale mirabilmente rinasce e si nutre la tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con una preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse:
Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione e l'attesa della tua venuta, e l'attesa della tua Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Pio X e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Corrado, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo, Signore, nel suo vero corpo, ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti. Luigi Guzzon, Marisa Grasso in Rossetti, Dario Dallanese, Dina Borsi, i defunti della famiglia piovesana, i defunti delle famiglie Vattolo e Talpelli, Angela e Antonio Maggi, Adriana Peccolo, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. In questo giorno di risurrezione vogliamo invocare il Padre, perché il Signore Gesù ci ha chiesto di fare questo. Allora vogliamo proprio invocarlo per chiedere a Lui di diventare persone che vivono la risurrezione, donne e uomini di vita nuova. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettiamo i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonaci
minacce e la tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nel secolo. Signore Gesù Cristo, che detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con uno sguardo scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di sacrificare la tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio Onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali giunga alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Rinnovo gli auguri di Pasqua anche a nome di Don Michele, Don Luca, Don Emanuel e certamente ci tengo anche a ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a rendere bella questa celebrazione vissuta. Sicuramente il nostro coro, il nostro corale, i nostri chirchetti, tutte le persone anche che in modo silenzioso hanno preparato la Chiesa, hanno preparato ogni cosa, anche chi appunto è
adoperato anche per la trasmissione di questa messa. Vogliamo anche ringraziare per la pazienza le persone che hanno assistito alla messa all'esterno della chiesa. È proprio un ringraziamento che nasce dalla consapevolezza che è la comunità intera che celebra e che insieme loda il Signore e anche gioisce per questo giorno della risurrezione che ci rende una comunità in cammino dietro al nostro Signore che ci precede. Adesso l'invito è proprio quello di portare questa gioia ovunque noi andiamo, nei nostri ambiti, nelle nostre famiglie, nel nostro lavoro, portare la gioia di Cristo risorto. Ecco, oltre a questi ringraziamenti, ecco, di solito sappiamo che c'è l'usanza anche di poter attingere l'acqua benedetta che viene appunto benedetta nella notte di Pasqua. Ecco, non è possibile farlo quest'anno, però sono state preparate, ecco, delle piccole bottigliette per chi lo desidera, che possono essere prese, ecco, all'uscita della chiesa. Ci saranno delle persone che, per chi lo desidera, appunto, può ricevere l'acqua benedetta in questa notte santa. Il resto, ecco, degli avvisi li lascio alla vostra lettura nel foglietto e ecco, vi auguro proprio di vivere una bella giornata nella Pasqua del Signore. Ed ora riceviamo la benedizione solenne. In questo santo giorno di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi difenda da ogni insidia del peccato. Dio, che vi rinnova per la vita eterna, nella risurrezione del suo Figlio unigenito, vi conceda il premio dell'immortalità futura. Voi che dopo i giorni della passione del Signore celebrate nella gioia la festa di Pasqua, possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Portate a tutti la gioia del Signore risorto. Andate in pace. Alleluia, alleluia.